Sarà inevitabile un po' di confusione, anche perché le percentuali di coloro che non hanno il Green Pass le conosciamo, si va dal 10 al 20% del personale in generale, quindi voglio dire, se tanto mi dà tanto, la stessa situazione sarà anche all'interno della municipalità. Adesso, attraverso gli uffici preposti, cercheremo di capire quali soluzioni poter mettere in campo. Macchina amministrativa che fa i conti con l'impossibilità di chiederlo prima. Venerdì sarà il banco di prova. C'è da ritenersi, visto che circa il 15% della popolazione non è vaccinata per diversi motivi, che i dipendenti pubblici rispecchino quello che è la collettività, quindi su 570 persone saranno circa 80-90 che potrebbero essere non vaccinati, però bisogna distinguere quelli che non hanno voluto vaccinarsi per scelta, quelli che hanno deciso di non farlo per questioni e non possono farlo per questioni di salute e quindi sono esenti, e quelli che faranno il tampone ogni 2 giorni. I controlli all'ingresso della sede municipale saranno stringenti, anticipa Manera, che esclude l'eventualità di chiudere uffici o servizi qualora non supportati da personale munito di Green Pass. Noi riteniamo che la distribuzione sia eterogenea rispetto agli uffici, quindi non crediamo che ci sia un ufficio rispetto a un altro con meno persone vaccinate. C'è da dire che la norma dice che se uno non si vaccina è sospeso dal servizio se non fa il tampone ogni 2 giorni senza stipendio fino a tempo indeterminato. E intanto norme e misure per contenere il virus hanno anche dato l'input ad una novità relativa ai concorsi pubblici che per l'organizzazione della macchina amministrativa costano in media 70 euro per ciascun iscritto. Proprio per evitare un esborso inutile, d'ora in poi i partecipanti ai concorsi comunali saranno tenuti al versamento di una caparra che sarà restituita a chiunque poi si presenti realmente al concorso. E abbiamo deciso di mettere una caparra che non è una tassa, quindi il concorso rimane gratuito per tutti quelli che si iscrivono al concorso pubblico. È stato deciso perché abbiamo notato che post pandemia tantissime persone si iscrivono a tanti concorsi anche contemporaneamente e poi non si presentano. Questo vuol dire che per la macchina pubblica e quindi per tutti noi cittadini e per le tasche dei cittadini è un esborso enorme, perché poi dobbiamo allestire le sale, disinfettare, seguire tutte le procedure per poi magari un terzo delle persone come di media si presentano.